Protesta a Domus Novas. Attivisti in piazza contro la fabbrica di armi. Fuori la guerra dalla Sardegna. Il grido che scuote il Sulcis questa mattina. La manifestazione si è svolta a Domus Novas, davanti allo stabilimento di produzione di armi nel Sulcis Inglesiente. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Vuoi restare aggiornato su proteste e decisioni che riguardano il futuro dei sardi? Allora iscriviti al canale e lascia un like. Aiutami a far arrivare queste notizie a più persone. Oggi, domenica mattina, associazioni pacifiste e gruppi pro-PAL si sono riuniti in corteo per protestare contro il progetto di ampliamento della fabbrica di armamenti. Domus Novas torna così al centro di una protesta che riguarda tutta la Sardegna. Gli slogan parlano chiaro. Vogliamo un futuro di pace e dignità e fuori la guerra dalla Sardegna. Ma cosa temono davvero gli attivisti? Secondo i manifestanti, se la regione Sardegna non prenderà posizione, lo Stato potrebbe intervenire con un commissariamento. E questo, spiegano, significherebbe sacrificare ancora una volta il territorio di Domus Novas sull'altare dello sfruttamento industriale e della produzione bellica. Una scelta che, secondo i comitati, rischia di segnare il futuro del Sulcis e della Sardegna intera. Se pensi che temi come questo meritino attenzione e confronto, iscriviti e lascia un like. Secondo te la Sardegna dovrebbe dire no all'ampliamento della fabbrica? Sono interessato a conoscere la tua opinione. Un grande grazie a te che hai scelto di informarti su ciò che succede in Sardegna. Un saluto e passi una bella giornata. Alla prossima.